Città a perdere, città capace di uccidere la speranza, città calpestata nei suoi diritti elementari. Agrigento la vogliono così, miseramente affogata in un mare di scemenze e di ipocrisie. La vogliono così in primo luogo i politici, che qui hanno i loro feudi elettorali per poi scordarsi di tutto e di tutti. La fine dell'Acragas dimostra com'è facile prendere per i fondelli gli agrigentini. La storia dell'embargo come ultima scusa. Anche nel mentire non ci sono altri più bravi di noi. La fine dell'Acragas è anche un fatto politico, o meglio una conseguenza della politica che preferisce non agire neppure per salvare la faccia. Agrigento, terra di gente che ha avuto ed ha un peso enorme nelle stanze del potere, sempre assenti però nei momenti bui che coinvolgono tutti, perché il calcio per una città non è solo questione di pochi intimi. Non è certo la fine del mondo la scomparsa dell'Acragas. Brucia però che sia successo senza la minima presa di posizione, senza alcuna reazione. Come succede sempre nella nostra città di fronte ad un evento qualsiasi, la storia lontana dell'acqua purtroppo insegna e spiega quanto apatica riesce ad essere Agrigento. Un finale a sorpresa? Assolutamente no. La telenovela si comprendeva fin dall'inizio che fine avrebbe fatto. Diciamo che miseramente è naufragato un sogno. Marcello Giavarini era scappato via spinto dalle ingiurie nei suoi confronti, una bella scusa forse per voltare le spalle. Silvio Alessi, a meno di 48 ore dal suo comunicato che apriva uno spiraglio, ha fatto annegare l'ultima speranza, dicendo che la città non lo vuole. Forse un'altra bella scusa. Diciamo comunque che quelle scritte si dovevano evitare. Cosa dire degli iraniani? Non ci sono parole per qualificare la vicenda che li riguarda. Non sappiamo nulla di questi signori che sembravano sul punto di arrivare ad Agrigento da nuovi padroni, salvatori dei nostri colori. Alessi dice: si sono tirati indietro. A questo punto una persona sola potrebbe fare chiarezza, ed è l'avvocato Caponnetto, il quale dovrebbe dire chi e perché si è preso così facilmente gioco di una intera città.